Buonasera a tutti, Besti TV, e novara de oggi di 22 di febbraio 2026, e dopo su carasacare vizichesi, insomma, poi ne ragioniamo un poco. Però come colamo su solito, baitare come si presenta a die, oggi questa è una bella die che a Elisi più o meno, ecco, quello si presenta de voi, che in qualche striatura di nuga, ma comunque limpio, biaitino, insomma, un bello, il sole sta arrivando già alla scopertura del Noca Corso, quindi è già, già tutta illuminata, insomma, ecco di voi, questa situazione. Vediamo su Saravallo de oggi, belle che sono le pieno per tutta la die, pensi che quest'anno vede a Manzano, 6 gradi temperatura massima, 6 minima. Crasa, Amolo, che lunedì, battore di grado al massimo, 8 gradi al minimo, cocculato viene a una e poi comincia a spalazzare, resta mezzo cocculato viene a salvato e poi sono le preno posso resto del salie di Evona, quindi poi resto cocculato crasa. Bene, ammentiamo l'appuntamento de oie, mi pare che gettinocche, no, non è scusate, vabbè, andiamo per ordine, dai, intanto arriviamo, ecco, questo è stato su Carrasecare organizzato da Sant'Ioli ieri sera, in sala adesso Planet Club, sicuramente è stata una bella serana del Carrasecare e Carnival Party dalle 22 al 21 febbraio e quindi complimenti a su comitati insomma e complimenti a su Carrasecare nostro, bene, è proprio questa saida che noi scherimo e liberato un carro appunto in una ragazza non questa saida che queremos che è riferimento a su atto che hanno rapinato su un convocato su posto ma adesso sposta insomma e noi scusa saida che queremos ma è scusa saida che queremos una ida che ha che te collettività, che sta che impare, che si organizza, è un'organizzazione veramente di spanto, insomma, bello scarroso, ma tutto sul gruppo, insomma, il gruppo è ben organizzato, insomma, veramente una cosa spantosa. Ecco, no, che pacca la fotografia, gli hanno fatto le fotografie già il tennisco Duchenta, le fotografie che ha sempre, però non la pubblico, cosa in primo piano, specialmente non la pubblico, la da pubblicare dopo, metà dopo, insomma, magari ne pubblichiamo qualcuna in termini del gruppo, insomma, ecco. Ecco qua, questo è sul ballo, tonno, dessa companzia Vizi, companzia Vizi, che hanno fatto veramente un carro spettacolare, insomma, ma non solo, ma hanno vina posto e musicato e intonato una canzone apposita sul gruppo della banda de Prazza e Mercato. Eccoli qua, che ballando intorno a questa sottile dei Pigozzi, insomma, una cosa veramente di spanto. È stato perduto questo bracciale di Emina che è l'ha sapato, un toccamento a BCTV che poi è a tornare a sapere chi l'ha perduto. E no che abbiamo poi sul comitato dell'annassata che si viene votato oggi e i candidati sono Bella Salvatore, sono in ordine alfabetico naturalmente, Bella Salvatore, degli esposti Luigi, Leone Antonio, Ligios Paolo Giorgio, Ligios Torina, Pira Francesco, Pugioni Consolata, Rusta Giorgio, Satta Maurizio. Vite 22 febbraio 2026. Gli elettori nati, domiciliati o residenti nel comune di Bitti devono aver compiuto i 18 anni di età e possono esprimere sino ad un massimo di 5 preferenze. Al termine dello spoglio delle schede, che dovranno essere ripiegate
2 volte prima di imboccarle, i candidati eletti saranno i primi 7 votati, e no che sono 2, 4, 6, 8, 9, quindi 2 che restano in fuori. Poi amo stasera la partita del Sabitese, Vitesse-Silanus, che giocano in bici, ci ringraziano sugli sponsor, ho tenuto su Brau, poi si ringrazia lo sponsor sostenitori, e lì Clarning SRL, impresa edile Fratello Ganga, Reale Mutua Agenzia di Nuoro, Forza Vitesse. In Cantasi Sport a Moldenare del Chisa Lulese contro su Patava ha visto 4-1, quindi complimenti a Sa Lulese che stava in classifica. Torniamo a Noisi, sa scuola che vuol vedere, ecco qua, e amo su Festival del Sospizzino che stoie a sa schimbe e su Cinema Ariston. Visti TV si presentano a paese il Geo però che non ha un altro impegno che non può assolutamente lasciare in canto organizzato da Emene Matesi, e quindi qualcuno mata a dare su cambio, insomma è stato tranquillo, in realtà essere trasmesso su Matesi, tutto canto su festival, lo spizzinedo meritano, magari non vanno essere tutta la fotografia, però su filmato a essere assolutamente disponibile. Colamo sul giornale, questa è la prima pagina, l'Unione Sarda, turismo stagione a metà da Pasqua, parte delle strutture apriranno le settimane successive, albergatori ottimisti. Cagliari è un buon punto, ha pareggiato Chissà Lazio, con la Lazio prova di carattere dei rossoblu, finisce 6-0-0. Bene, colamo la prima pagina del SAP. No, non veste? Come è possibile? Un attimo, Ecco, prima pagina, ecco qua. Prima pagina del Sa Nuova, 3 aeroporti e regia unica, l'isola prova a decollare. Praticamente il golpe esteresessitus a F2A, F2I, cioè è stata pinnicato l'aeroporto pure del Cagliari, a gratis naturalmente, e quindi attraverso il mere sono privatizzato sotto stesso l'aeroporto. Via libera la fusione degli scali di Cagliari, Olbia e Alghero, cioè quindi la regione ha dato un parere Chiesa, nonostante bisogna di questa regione già una parte del suo consiglio regionale Chiti assolutamente contraria a mercificare l'aeroporto del Cagliari Masunione, già la Nuova Sardegna, siccome Rumere adesso Nuova Sardegna estino a fare in questa cosa, ovviamente ne canta vittoria. Andiamo da innanzi, questo di Pascale, insomma, questo è l'intro della F2I. Pronto soccorso pediatrico chiuso, la denuncia del segretario Cilsi, FP Cucca, sanità in crisi, con carenze di personale e reperibilità non pagate. Costruiremo l'ospedale Santo Francisco di Nugolo, pronto soccorso pediatrico chiuso da un giorno all'altro, ancora una volta per carenze di personale. La situazione di San Francesco al San Francesco di Nuoro e in generale in tutto il territorio della SL3 sta diventando insostenibile. A denunciare i gravi disagi per i pazienti e per i lavoratori che con spirito di abnegazione continuano a garantire il servizio nonostante i turni massacranti è Marco Cucca, segretario regionale CILSI FP Nuoro, che rivolgendosi ai vertici dell'azienda sanitaria locale chiede con forza che la direzione intervenga immediatamente con atti concreti e non con promesse inutili. Va bene. Vietate le bevande in vetro e lattine lungo il percorso del carnevale. Ordinanza del sindaco per scongiurare problemi durante l'evento. Vabbè, lattine insomma non è una cosa giusta, che vabbè, scuta la cara prena, certo non è un problema. La grande festa delle maschere etniche in programma nel pomeriggio di oggi,
lungo le strade del centro richiamerà nel capoluogo barbarecino centinaia di persone. L'amministrazione comunale si è attivata affinché tutto si svolga senza problemi e nella massima sicurezza sia dei protagonisti che sfilano, sia delle migliaia di persone che ammireranno i gruppi etnici in arrivo da diversi centri lì. In effetti essa sfilata d'aerei, latina, insomma, consentita, invece di assolutamente no, non vi consentito nemmeno il fumogeno, è stato usato solo capisce lampada di Aladino, ma non hai altra influenza granché, insomma. A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci. Il parroco, evento terribile, inatteso, ha oscurato la vita della comunità. In effetti è un dramma, quando succede in cose di questo tipo, e poi non sono anche se la capo de Pruite è successo. Fondazione Monteprama, al centro dell'inchiesta, presunte transazioni opache. Nel corso delle perquisizioni la finanza ha sequestrato anche anfore antiche. Le perquisizioni e i sequestri non sono stati fatti solo su Cagliari o su Cabras, ma anche in Toscana, in Abruzzo, in Lombardia e in Puglia. Al termine di un'intera giornata di lavoro, venerdì sera, gli investigatori della Guardia di Finanza di Oristano hanno portato via anche interi faldoni di documenti, ma anche supporti informatici e computer che ora saranno esaminati dagli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Oristano. Il blitz delle Fiamme Gialle ha di fatto reso pubblica l'indagine sulla gestione della Fondazione Monteprama, passata negli ultimi mesi dalla procura di Oristano a quella di Cagliari. E se i PM Armando Mammone e Marco De Crescenzo avevano iscritto nel reparto degli indagati con ipotesi di corruzione solamente il presidente della fondazione Anthony Muroni, giornalista, e l'imprenditore della comunicazione Raimondo Mondino Schiavone, una volta letti gli atti, la sostituta procuratrice cagliaritana Rosanna Allieri ha indagato altre 9 persone, referenti di associazione, società e anche dipendenti pubblici, contestando a vario titolo anche, oltre che la corruzione, anche la turbata libertà degli incanti, tipo turbativa asta, e in un caso anche un'ipotesi di falso. Oia, oia, oia. Filo da torcere. Il nostro lavoro non si fermerà, il sindaco difende i risultati e l'opera della fondazione. Ma prima in un pochettino di imbria. L'eco dell'inchiesta delle Fiamme Gialle, piombata improvvisamente, propriamente a Cabra, ci si prepara a eventi culturali importanti. La notizia dell'indagine della Procura di Cagliari intorno alla Fondazione del Monteprama ha scombussolato la tranquillità della cittadina lagunare. Pochi commenti, piena fiducia nell'azione della magistratura e la certezza che gli obiettivi della Fondazione non cambieranno, sostiene il sindaco di Cabras, Andrea Abis. Bene, andiamo da innanzi. ASL senza manager, soluzione vicina ma solo per Olbia. Vi mancata Olbia e Cagliari. A metà settimana la nomina del DG Cagliari, trattative ancora in alto mare, nomina del DG in Olbia, ma in Cagliari non si ne è da galo. Per quanto tempo ancora 2 ASL importanti come Cagliari e Olbia potranno restare senza guida ed è normale rischiare di mandare in tilt un sistema complesso a causa di un mondo politico, di un nodo politico è strettamente legato alla sentenza della consulta che ha bocciato la legge sui commissariamenti delle aziende sanitarie, cosa che torna a che effettua che le prepotenza e tutto Ischini viene sospartito l'Ischini, ma
non vi potete fare che nulla a casa, alternativa essere anche là a casa saino e quindi che ruga sa regione, tutti a casa. Agus agricoltura, grazie all'alta copertura vaccinale, dermatite, revocate le restrizioni. Itanannare, come tutti sono Novax, che hanno dato del complotto mondiale, chi baiato in pala, chissà che le a fare. La Regione ha revocato la zona di restrizione istituita nel giugno 2025 per la dermatite nodulare contagiosa, un risultato frutto del lavoro coordinato tra Regione ASL e medici veterinari e della collaborazione del comparto zootecnico. Benissimo, perfetto. Andiamo da innanzi, fai da attero e il Prato Bello. La legge Prato Bello slitta ancora, comandini, i comitati saranno auditi il 4 marzo, come non fa che una gara, lo scomitato lo può avere in sonore, deve essere convocato. È il turno della Prato Bello 24, il percorso della mozione Prato Bello 2026 passa anche per l'approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge di iniziativa popolare da quasi 211.000 firme che giace dal 2 ottobre di 2 anni fa in qualche cassetto. La convocazione dei comitati per le audizioni previste è slittata di nuovo, non più mercoledì prossimo, ma il 4 marzo alle 10.30. I proponenti e i comitati saranno ascoltati dalle commissioni quarta urbanistica e quinta industria e attività produttive, presiedute dal pentastellato Roberto Ligioi e dal Dem Antonio Solinas in seduta congiunta. Nelle sedute successive saranno audite anche le parti sociali e gli esperti, tra cui urbanisti e costituzionalisti. La guerra come tra comitato non ha che un'iniziativa possa accreditare nei commenti convocato. Un nuovo assunto su 4 è straniero. Dal 2017 al 2025 i dipendenti immigrati in Italia sono aumentati del 139%. AIDA, Sardegna, rinnovo dei vertici, AIDA industria del Salamiglia Cellino, Lucina Cellino, confermata alla guida. L'assemblea delle socie della delegazione Sardegna di AIDA, associazioni imprenditrici e donne dirigenti d'azienda, ha rinnovato il consiglio di delegazione, confermando all'unanimità Lucina Cellino alla guida dell'associazione per il prossimo triennio. Va bene. Decreto bollette, 3 miliardi di risparmi con lo scorporo della tassa europea sulle emissioni. Sulle bollette elettriche di famiglie e imprese 3 miliardi all'anno in meno e il risparmio che potrebbe lo scorporo delle tasse della tassa europea sulle emissioni, l'ETS, dal costo del gas per la produzione elettrica. Si tratta della misura più impattante del decreto legge sulle bollette approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Il calcolo lo ha fatto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella relazione tecnica collegata al decreto, ma lo scorporo dell'ETS non entrerà in vigore prima del 2027 e quindi poi dopo da Luccari Cantorra si scorpora sopra adesso l'utente. Questo è garantito. Cagliari è il punto della ripartenza. Un buon pari a reti inviolate contro la Lazio per la squadra di Pisacane dopo le sconfitte con Roma e Lecce. E quindi come Cagliari est in 29 punti, sono punti in più da Satelladie, e vabbè, insomma, ha giocato quindi una squadra a volte da Lazio, che non è che si mette in arte, sta 30 batto spunto, che in punto spunto su Cagliari. Partita indecisa, da chi deve giocare oggi, è Milan-Parma, Roma-Cremonese, Genoa-Torino, oggi 12.30, e Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese, quindi, e poi pure Atalanta-Napoli, è nata la partita da giocare, però la classifica non si schia mai come carnesca finita, fino al 10 sull'11, insomma,
non sapete qual è questa classifica di Serie A definitiva. Andiamo da innanzi, ASL senza manager, questo l'abbiamo già visto, scusate, tornate un po' corta, ecco qua, una sola regia per gli aeroporti, gli scali dell'isola sono più forti, quindi il golpe in pieno. Cagliari, Olbia e Alghero sotto il controllo di un'unica società di gestione. Atteso entro mercoledì il via libera con una delibera della giunta regionale. Questa giunta veramente. Monteprama, blitz della finanza, Muroni, gestione trasparente. Il presidente della formazione tra gli indagati insieme ad altre 10 persone. La procura di Cagliari a caccia di presunti illeciti nell'amministrazione dell'ente. Direttore dell'ASL, nomina in arrivo, ma abbiamo visto che solo Pro Olbia e Pro Cagliari no. Nina Carai, buona giornata pure a Nina. Pecorino Romano, l'incubo Dazzi resta, ma oggi l'illusione è durata 24 ore, cioè la Corte Suprema dell'America è stata dichiarato illegale se il Dazzi o di Trump, però Trump poi ha sappato un'altra leggenda, insomma, che gli permette di pochino che in banta dire, mi pare che deve tornare a farziare l'audacia. Per il presidente del consorzio ora c'è anche l'incognita del cambio del dollaro, quindi Belvina questo problema, lo cambio che sul dollaro. Dalla soddisfazione per la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato i dazi di Trump alla nuova sparata del presidente americano che ha annunciato ieri l'imposizione di dazi globali al 15%. Per il presidente del consorzio del Pecorino Romano Gianni Maudi non c'è stato il tempo per festeggiare. In 24 ore la situazione è tornata come prima. Eravamo cautamente fiduciosi, afferma Maudi, anche se siamo abituati ai cambi di programma di Trump. In un primo momento pensavamo di poter avere uno sconto di 5 punti percentuali sul dazio attuale, invece è arrivata la notizia del 15% globale. Di fatto non cambia niente. L'unica differenza è la durata. Sì, questo dazio ha una scadenza certa di 150 giorni, perché la normativa lo impone. Dopo quel termine Trump dovrà intervenire con una legge condivisa con il Congresso. Senza un accordo con il Congresso anche questa misura cadrebbe. Nel frattempo però questa altalena sta creando effetti sul cambio del dollaro. Sì, il cambio ne sta risentendo molto. Quando è uscita la notizia della cancellazione dei dazi, il dollaro ha reagito negativamente, anche perché si parla di 100-120 miliardi di dollari che l'amministrazione americana dovrebbe restituire agli importatori e verrebbero meno entrate che facevano bene all'economia americana. Quindi il rischio è che pur restando al 15% possiate perdere sul cambio. Esatto, manteniamo il 15%, ma potremo rischiare di perdere molto di più in termini di cambio. Insomma, ne scombinanne del guaio. Panetta smonta i dazi di Trump, il commercio è cresciuto lo stesso. Il governatore di Banca Italia, l'AI, l'intelligenza artificiale, è il nuovo motore dell'economia globale. E quindi, vabbè, un cantiere lo leghiamo del costo, il commercio globale si espande nonostante i dazi, ma restano fragilità e non bisogna arrendersi alla frammentazione. È il messaggio che suona come un monito lanciato dal governatore della Banca d'Italia al 32esimo congresso annuale di Action Forex a Venezia, organizzato con Banca Ifis. Un anno fa a Torino, all'edizione precedente dell'Assise dell'Associazione Finanziaria, il numero 1 di Palazzo Koch, su Banca d'Italia, aveva posto l'accento proprio sulle tensioni geopolitiche che, fa notare oggi, non si sono attenuate.
mentre le fratture si sono ampliate, ma l'economia mondiale non ha rallentato la crescita, ha superato le attese ed il commercio internazionale ha continuato ad espandersi. Tutto questo nonostante dati degli USA di Donald Trump che venerdì hanno ricevuto la bocciatura della Corte Suprema americana. Bene, bene, bene. Allora, energia, Brent a $66, Brent è stesso petrolio, tipo Brent, e gas a 32 euro. Un'impresa, cioè un'impresa, questa è un'associazione, prezzi sotto controllo, ma pesano le tensioni tra USA e Iran. Alloggi e ancora emergenza abitativa, servono 100.000 case a costi accessibili. Non si trova col domo di affittare. La vendetta di Trump, dazi al 15% e adesso l'UE rispolvera il bazooka. Bocciato dalla Corte, invoca un'altra legge. Caos sui rimborsi alle aziende, come è chiaro che li tieni conto dei suoi narichi che li ha ciucciato, chissà, capo a Saine, questo dazio chi l'ha paccato sull'americano che deviamo comprare sul caso, per esempio, la seguita a comprare, a io pusarto, però che abbiamo posto il dazio. Saluti nazisti e cori omofobi al corteo di Quentin, ormai stiamo andando verso una nazificazione dessa, di carattere generale, l'estrema destra in piazza per ricordare il militante pestato a morte. Intanto Zichiti, la questione Epstein, terzo giorno di perquisizioni della polizia, l'indagine su Andrea, ex principe, si allarga, crolla il sostegno alla Royal Family, cioè praticamente rischia di avere il regno dei problemi, pesa come un macigno su ciò che resta della popolarità della monarchia britannica, tradizionale bastione millenario della storia dell'isola. Il sordido dossier legato al nome del defunto finanziere e pedofilo americano Jeffrey Epstein, che investe fra tanti ricchi e potenti del pianeta anche l'ex principe Andrea. Uno scandalo sfociato giovedì nella umiliante fermo di polizia di quasi 12 ore del fratello minore di re Carlo III, seguito da un rilascio che non cancella le accuse. Mentre l'approvazione verso la Casa Reale scende per la prima volta in termini recenti sotto il 50%, le indagini sul 66enne ex duca di York si allargano. Trump rilancia dazi doganali al 15% con effetto immediato. Iran e Stati Uniti verso il conflitto. Evacuate basi militari USA in Qatar e Bahrain, avvistati oltre 60 aerei da guerra. Ucraina su Odessa, nuovo attacco russo. Come no? Ho fatto un articolo io adesso, Mauro, in questa Repubblica che è veramente penosa la situazione in Russia. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo nella notte di venerdì con un missile balistico di Iskander e 120 droni. La difesa aerea avrebbe intercettato 106 dei 120 droni, mentre il missile e 13 droni hanno colpito 11 siti. Prima dell'alba c'è stato un attacco aereo su Sumy, dove 3 persone sono rimaste ferite, compresi 2 minori. Anche a Odessa vengono segnalati 2 feriti a causa degli attacchi con droni, cioè praticamente è stato un bombardamento. Non si die. Ma sa guerra, non la inghe su Matessi. Andiamo a tankare, chi sa sigla di tancatura, eccola qua, e non diamo appuntamento torna a casa e a stasera che veste appunto già
la seconda torrata del Festival del Sospizzin, il Festival de Carne da Cane del Sospizzin, e Spantoso, che è la prima via. Ecco qua, mentre lo vedere, di buona tutto dai Bestia TV, adioso e mensa da casa. Tancamos, ecco qua.